Sono 8 le persone raggiunte da misure cautelari per reati contestati a vario titolo di combustione e sversamento illecito dei rifiuti, ricettazione e violazione di sigilli. A eseguire provvedimenti su delega della Procura è stato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, in provincia di Caltanissetta, in applicazione a un'ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP. In tutto sono 14 le persone indagate, per 4 di loro è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 3 volte alla settimana, con ulteriore prescrizione di non lasciare l'abitazione nelle ore notturne dalle 21:30 alle 6. Per gli altri 4 indagati è stata invece disposta la misura cautelare del sequestro preventivo di 7 mezzi pesanti utilizzati allo stato degli accertamenti preliminari, senza le prescritte autorizzazioni per il trasporto, il versamento e l'abbandono del materiale di scarto provenienti da attività agroindustriali su un fondo privato dove era stata allestita una vera e propria discarica abusiva. Altre 6 persone sono state indagate a piede libero. Le condotte contestate avvenivano in relazione ad alcuni degli indagati che, nell'esercizio dell'attività della loro impresa nel settore ovviamente dello smaltimento dei rifiuti, per questo motivo il GIP del Tribunale di Gela ha applicato la misura cautelare della sospensione delle autorizzazioni, delle licenze, delle concessioni per il trasporto e il trattamento a qualunque titolo dei rifiuti nei confronti della stessa società coinvolta. Nel corso delle indagini è anche emerso inoltre che gli indagati riuscivano a trarre ulteriori importanti profitti anche attraverso la rivendita del materiale ferroso ricavato da accumuli di rifiuti dati alle fiamme, motivo per cui viene contestato il reato di ricettazione nei confronti di un imprenditore operante nel vicino territorio di Niscemi. Da approfondimenti effettuati in collaborazione con l'ARPA sul materiale di derivazione agroindustriale che veniva smaltito è emersa anche la presenza in discarica di metalli pesanti, addirittura di amianto.